5 ore. Vabbè. No, siamo andati a dormire, l'1:30. Tu chi vorresti vincere tra i film visti? Finora quello della ragazza australiana, Blue Burger. No, il piede di Dio. Quello di Esther. La fisica dell'acqua. Quello del... Oh, piano, Chi vincerà? La giuria sembra essere divisa e i tempi si stringono. Oggi è l'ultimo giorno e sentiamo il direttore Elisa Marchesini. Com'è andata questa prima edizione del Film Festival? Può farci un bilancio? È sopra ogni aspettativa, i ragazzi sono stati fantastici, gli ospiti incredibili, hanno comunicato tanta gioia e tanta professionalità ai ragazzi con cui hanno avuto a che fare. Mi sembra che sia andato veramente tutto bene, un'organizzazione perfetta, quindi non posso che dire bene del mio festival o del nostro festival e del vostro festival. A chiudere degnamente la rassegna, l'ospite Mimmo Calopresti. Perché ha intrapreso l'avventura del cinema? Perché è un'avventura, perché il cinema, fare cinema è una grande avventura, un'avventura del racconto della vita delle persone, delle loro storie, di come stanno al mondo, e quindi è uno strumento bellissimo, appunto, e anche avventuroso. Secondo lei è utile alla promozione del cinema per ragazzi? Certo, il cinema è fondamentale per tutti, per le vite di tutti. Il cinema racconta le vite degli adulti, dei ragazzi, racconta la vita, e quindi una parte della vita è quella lì, e per cui è assolutamente fondamentale nella loro vita. Grazie mille. Prego. Siamo arrivati alla fine del nostro videogiornale. È stata dura, Ma ne valeva la pena. ci siamo davvero divertiti. Speriamo vi sia piaciuto. Al prossimo Film Festival. L'ospite Mimmo Calopresi. Perché intrapreso... Calopresti? Rifallo.